Nuovo appuntamento, buona serata, buona prima serata, benvenuti su Io Compro Siciliano, siamo in diretta in questo giovedì, oggi è il 26 di novembre, buona serata da parte mia, ci risiamo dopo una settimana, grazie per tutti quelli che ci hanno visto anche in replay nella prima puntata di Sicily On Air, la musica protagonista. A proposito, vi ringraziamo perché avete messo un mi piace a Io Compro Siciliano. Continuate a iscrivervi al gruppo e soprattutto c'è anche YouTube Io Compro Siciliano. Sarà molto importante essere presenti lì, cliccare, iscriversi perché insomma ci saranno delle belle novità da qui in avanti. Naturalmente volevo salutare chi cura la regia, il grande Paolo Gatto. Ciao Paolo, la redazione è firmata come sempre dalla mitica Marzia e poi ovviamente gli imperatori che sicuramente stanno guardando e speriamo che non mi silurino a fine puntata, speriamo di no. Voi scrivete intanto i messaggi e condividete, che la cosa molto importante è condividere insomma quello che state per vedere, perché sarà una puntata come sempre in cui saranno protagonisti loro, gli artisti siciliani, la musica siciliana, molti che vivono qui ma anche in giro per il mondo. Io direi di iniziare subito con una grande donna. Qualche anno fa ci ha regalato una grande emozione, arrivando lì proprio quasi per vincere Saremo Giovani. Sono contento di averla questa sera, la nostra artista siciliana. Intanto grazie anche, lo voglio dire, perché sono 260.784, grazie. E dico grazie anche a Manuela Parruzzo, in arte Miele. Buona serata, ciao Miele, benvenuta su Sicily On Air. Come stai? Come stai? Dai, abbastanza bene, nonostante il periodo che sta colpendo tutti quanti, ognuno nella sua vita privata e professionale, devo dire che non mi posso lamentare, sto bene. Devo dire che è veramente un periodo difficile. Ti ritrovo però in forma, devo dire che hai un viso, insomma, qual è il segreto, Miele? Qual è il segreto che ti porta a stare così bene? Il segreto è il lockdown. Senti, no, ma il segreto è la farina siciliana. La farina siciliana. Impastare da un po' di tempo a questa parte. Senti, volevo chiederti, ma hai un pianoforte vicino? Perché poco fa mi sembra aver visto un pianoforte, non c'è? Sì, c'è. E allora... No, vi prego. No, vabbè, poi pianoforte tanto... di lavoro. Pianoforte di lavoro, va bene. Vedremo un po'. Allora, senti, adesso poi torno da te, vado a presentare gli altri maschi, perché insomma ci sono gli altri colleghi. Allora, andiamo subito a presentare, lui, Umberto Alongi, collegato dalla Svizzera. Ciao Umberto! Ciao carissimi, grazie per l'invito. E allora, noi in questo caso con te siamo collegati con quale precisamente parte della Svizzera? Vi siete collegati in diretta con il Canton Ticino, in questo momento Bellinzona, quindi ormai siamo sede del Canton Ticino per eccellenza. Senti, sopra Ceneri. Senti, tu sei ripartito da poco, perché poi sì. Tu sei un palermitano doc, giusto? Assolutamente sì. Adesso in questo momento ho diviso il 50% della mia vita giù a Palermo e il 50% qui, però assolutamente sì. Sono svizzero ma siciliano di dentro, quindi... Tra l'altro è un momento per Umberto molto importante, perché il legame con la Sicilia intanto non è mai passato, lo racconteremo tra poco, ma soprattutto sta per nascere un progetto importante e soprattutto un album importante, Umberto, è vero? Grazie per averlo ricordato. Sì, oggi è un giorno importante perché ho ricevuto i master definitivi del nuovo album. Blocca perché ne parliamo tra poco, questo è il giro iniziale. Intanto salutiamo chi si sta collegando con noi, devo dire, insomma, c'è tanta gente collegata a quest'ora della sera, 21:34. Andiamo a trovare un altro siciliano che vive, non in questo momento, partirà a breve in Inghilterra, credo da un po' di tempo. Sarà veramente uno show vederlo anche qui stasera, Marco Gray. Ciao Marco, buona serata.
Ciao! Come stai? Ciao ragazzi, che bello vedervi. E Ciao, poi ciao a Marco. tutti. Come stai? Miele, Come sei stai? bellissima, lockdown o no, sei bellissima. Sei glowing, direbbero gli inglesi. E invece, sì, complimenti per l'album. Vabbè, poi ne parliamo. Vabbè, ne parliamo tra poco. Ne parliamo tra poco. Intanto volevo dirvi che anche questa sera, l'altra volta abbiamo parlato di radici siciliane per un grande artista che ha fatto la storia della musica mondiale, ovvero Frank Sinatra. Cari amici, Frank Sinatra, di che stiamo parlando? Con le origini siciliane, tra l'altro l'Ercara Friddi, dove c'è anche il museo, organizzano insomma delle cose molto belle, quindi abbiamo parlato invece questa sera un'altra super donna della musica. Vediamo, voi non dite niente se capite qualche mio indizio, perché no, non dite nulla, perché dovete... No, l'ansia, ma mica è un gioco, cioè mica è un gioco e si vince qualcosa, non devi dire nulla perché devono essere anche i nostri ascoltatori a indovinare. Allora, le origini di questa donna, di questa cantante, sono siciliane e per la precisazione da Naro. No, scusami, non da naso. No, vero, è un comune dei Nebrodi. È un comune dei Nebrodi in provincia di Messina, da Naso, quindi vabbè, però non hai capito? No, Miele, tu hai capito qualcosa? Sì, io ci sono passata da Naso, non mi sono fermata, ma la sapevo quest'estate. Bene, ma sai che c'è una famiglia di una nota superstar mondiale che ha origini a Naso? Ma allora sarà lì. Oh! L'ho capito pure io. State buoni, mi raccomando, state buoni. L'abbiamo. E allora, io partirei con Miele. Dimmi. Come si chiamano gli abitanti di Naso? Ragazzi, ma non so come si chiamano gli abitanti di Naso. No, perché semmai un giorno le incontri, le dici, ma sei... Vabbè. Se hai naso, allora senti, facciamo una cosa, Miele, partiamo con te. Io ho cominciato a parlare di questa esperienza bellissima che abbiamo vissuto, perché poi io ti ho intervistato prima in quel periodo dove hai vinto Aria Sanremo e poi sei arrivato sul palco dell'Ariston. È stata un'emozione forte perché quella canzone mi è rimasta veramente tanto. Cosa ti ricordi di quell'avventura sanremese che poi è mancato pochissimo? No, è stata sicuramente una bellissima esperienza, con le cose belle e le cose brutte che sono accadute, perché in qualche modo è stato anche un trampolino di lancio, mi ha permesso di fare in pochissimo tempo delle esperienze che se non ci fosse stato quell'evento le avrei fatte molto più lentamente, quindi nell'arco di più anni. Quindi sono grata perché quella è stata una possibilità che in qualche modo ha aperto altre strade. Di contro è una bellissima vetrina che ti dà la possibilità di far sentire una parte di quello che fai, però è sempre un programma televisivo fantastico, nel senso che ti dà la possibilità di fare delle cose, ma distante proprio dal concetto di musica puro, secondo me. Ma perché siete così carnuiti? Perché insomma è così, quei palcoscenici sono importanti, sono palchi difficili quelli là, quindi concordo. Guarda, già salirci è veramente difficile. Ma poi è successo di tutto. Ha fatto Miele ancora più difficile. Marco, tu te la ricordi quella serata e quelle serate Miele al festival con quella sua canzone? Se non sbaglio dovrebbe essere stato il 2015, giusto Miele? 2015-2016. 2016, no, perché ricordavo che tu facevi la selezione nel 2015, sì, perché io l'avevo fatta nel 2014 e quindi ricordavo questa cosa. Sì, certo, l'ho seguita a voglia. Tra l'altro vivevo a Londra già, perché mi ero trasferito nel 2015 e potete immaginare che si fanno i gruppi d'ascolto in Italia, figurati gli italiani all'estero.
Facevamo non si può capire. Facevamo il tifo per lei, devo dire che c'è stata siamo tutti impazziti per Miele per questa canzone che io non oso accennare. Miele me la dovresti. No, ma tu cioè io no, allora, ragazzi, allora, questo è un programma di prima serata. Io non sono pronto, non ho manco il maestro Cremonesi, non ho nessuno per fare un accenno di una canzone così bella. Na 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 na. Miele, ti prego Miele, ti prego, intervieni. Com'è va che bene, una dai. piccolo. Ma io? Ma proprio piccolo, proprio un accenno piccolo. Potrei amarti di meno, potrei odiarti di meno, sbadigliare di meno, mentre ti parlo di me. Bravo. E allora, questa è la musica siciliana. Questi sono gli artisti siciliani che insomma ci piacciono. Senti, Miele, è passato un po' di tempo, siamo in pandemia, in totale emergenza. Come è così, Marco, è così, insomma, non è facile. Qua, ragazzi, noi ci diamo forza anche con Sisi Loner. Come ti stai preparando ad affrontare poi la libertà quando arriverà? Allora, attualmente non mi sto preparando, sto aspettando, nel senso che sto cercando di gestire al meglio questa fase di attesa di cui nessuno conosce la lunghezza di questo periodo. Quello che sto cercando di fare, che spero che tutti stiano cercando di fare in questo periodo, è quello di comunque porsi anche degli obiettivi, magari riprendere delle attività che in un momento di frenesia o comunque in momenti passati in cui non si aveva il tempo di far tutto, magari prendere questo tempo come un momento per recuperare tutte quelle cose che si volevano fare. E quindi sto cercando soltanto di riprendere tutte quelle cose che avevo messo da parte. Vedremo cosa succederà in futuro. Vabbè, mi potrai svelare tra poco anche qualcosa che, insomma, mi puoi spoilerare qualcosa? Assolutamente. Se no spoilerò io, cioè dico tutte cose io, quello che so attraverso la mia fa. Sì. Capito? Ok. E allora, Umberto invece l'ho incrociato proprio nel capoluogo palermitano qualche settimana fa all'interno di uno studio di registrazione. Tra l'altro volevo salutare anche Fabio, anzi salutalo tu, perché lì sta nascendo ed è nato fondamentalmente l'album, Umberto. Guarda, con Fabio Castorino è nata un'amicizia. Quest'album è frutto davvero di grande passione di Fabio. È un'anima bella, veramente un'anima bella. Credo che esistano poche persone così attente al lavoro, tanto da curare i dettagli fino a tarda notte. Io ho ricevuto l'album questa notte alle 3 del mattino e stamattina ancora l'ho sentito assonnato, aveva sentito qualcosa ancora da sistemare, quindi in questo lockdown è nato un album, ma si è rafforzata una gran bella amicizia, e la Roxy Studio, devo dire, è una realtà siciliana che ha pochissimo da invidiare agli studi più blasonati del nord Italia. Io sono al 4º album, ho lavorato tanto al nord, tanto in Svizzera quanto in Lombardia, insomma, devo dire che la Roxy, Fabio, ha qualcosa da insegnare, quindi il saluto d'obbligo e l'abbraccio per quello che sta facendo in questi giorni. Bravo Fabio. Senti, abbiamo ripercorso con Miele un momento storico della sua esperienza. Tu mica male, perché in Svizzera, se dico Eurovision, cosa mi dici? Ti rispondo Song Contest. 2015. Come stai? Un brano scritto con Marco, una ballad
senza pretese, insomma, fece molto bene. A Zurigo abbiamo presentato questo brano, non siamo arrivati a rappresentare la Svizzera in Europa, ma essere tra gli artisti selezionati che hanno l'opportunità tra quella di Cina, di andare insomma su, era davvero una grande opportunità. Non ci siamo più fermati, perché comunque sia le radio hanno suonato il brano, hanno suonato per gli altri, insomma abbiamo fatto gran belle cose. Senti, tu fai parte ancora della Nazionale Artisti Italiani di Calcio? Cioè ti Sì, convocano? gioco in modo terribile, però sì. Pensa che io ho giocato veramente poco nella mia vita a pallone fino a quando ho indossato quella maglia della nazionale, quindi puoi capire, non sono un fenomeno. Sì, mi convocano. Onestamente avevamo anche un bellissimo impegno. Ecco, questa è una cosa che voi non sapete. A maggio era previsto un evento a Palermo, al Barbera, dove si sarebbero scontrate la nazionale artisti con la nazionale influencer, quindi si stava organizzando un bellissimo evento, e purtroppo è stato anch'esso stroncato dal Covid. Avevo incontrato il sindaco, ho discusso anche con i versi dello sport, ho incontrato il presidente del Palermo per farci lasciare lo stadio. Io ho accompagnato Alessandro Arena proprio in quei giorni, credo che era fine febbraio, per definire tutto. Spero che insomma che il progetto Palermo possa tornare. Speriamo, ce l'auguriamo. Allora, nome d'arte Marco Grey. Fammi fare il preambolo che faccio, insomma, la tua carriera musicale. No, Marco Grisafi in arte Marco Grey, che vive a Londra ormai da quanto tempo? Sei in questo momento qua perché per motivi ovviamente legati alla pandemia, insomma, da quanto tempo sei in Inghilterra? 2015. Perché sei andato lì? Bella domanda. Perché sei andato lì? Ti dico per lavoro, perché volevo andare per finalmente, sai, era arrivato il momento di fare questa cosa. Cioè, erano successe una serie di circostanze personali, per cui avevo compreso che questo sogno di andare per un periodo della mia vita a Londra per studiare diversamente la musica e provare a fare musica seguendo uno stile, tra virgolette, più anglosassone, senza nulla togliere a quello italiano, era semplicemente una mia curiosità. Questo tempo, questa disponibilità temporale stava finendo, perché erano successe delle cose per cui forse non avrei mai più avuto modo di muovermi, capito? Quindi ho detto va bene, o adesso o mai più. E l'ho Senti, fatto. mi ricordo di Marco e l'Ape. Certo, l'inizio. L'inizio. Mi accenni qualcosa di quell'inizio lì, ma proprio, sai, 10 secondi. L'ha fatto Miele, lo faccio fare a tutti. Mi piace una canzone di Marco e l'Ape. Dai, ma un accenno, La dai. triste vita di Luigi. Vada. Aspetta. Mille carezze che ti inebriano, mille rimorsi poi ti colgono, di fianco al letto sul tappeto, lui ti spia, non va più via. Bravo Marco. Non ho fatto. Ma non la cantavo tanto. Vabbè, ma chi se ne frega. Tra l'altro ti hanno dato delle definizioni molto importanti, insomma, dico, a te Sam Smith ti piace? Ma, guarda, l'hanno detto loro. A me ha fatto piacere. È successo a gennaio che finalmente con un'etichetta discografica inglese sono uscito con questo pezzo in inglese e non te lo saprei dire, il suono ha ricordato quello di Sam Smith, non tanto secondo me quello della mia voce quanto quello dell'arrangiamento, dello stile eccetera. Allora a un certo punto
era più o meno, insomma, il pezzo è uscito il 10 gennaio, a un certo punto era la prima settimana di febbraio, mi chiama il management e mi dice: guarda, è arrivata questa recensione, se non ti piace faccelo sapere. E c'era scritto che io ero il Sam Smith italiano. Ho detto, vabbè, che ti devo dire? Cioè, Sam Smith tra noi, anche se Sam Smith ci starà seguendo da Londra, diciamo, non si offenderà nel dire che io penso che Sam Smith sia bravissimo, pazzesco, stupendo, meraviglioso, ma in Italia ci sono cantanti ben più pazzeschi e più meravigliosi di Sam Smith. Senti, allora farei tanto vabbè, stai preparando, c'è il singolo dal titolo Fammi andare via. Yes, ok, yes. Questo è appunto il primo singolo in italiano di questo progetto. I feedback come sono? Cioè, com'è? Beh, è uscito il 13 novembre, quindi 10 giorni fa circa. Vabbè. Sta andando bene, sono molto contento. È una scommessa gigante perché ovviamente è nata nelle more della pandemia. I miei amici, colleghi qui possono capire bene quello che dico. E quindi ora, diciamo. Tra poco vedremo qualcosa, non so se nella clip che mi hai preparato c'è. Grazie. No, grazie. Chissà se c'è qualcosa. Vabbè, lo vedremo tra poco. Non ho fatto accennare a Umberto una canzone. Umberto, per par condicio l'ha fatta Miele. Marco Gray, anche tu devi accennare anche qualcosa di nuovo, se vuoi. Ma io ti accennerei proprio il brano invece di cui abbiamo discusso prima, che è un brano d'amore, che è un brano che raccontava lo scorrere del tempo e quindi la disabitudine nel guardarsi, nel incontrarsi a casa, fermarsi un attimo e chiedersi come stai. Nel ritornello dice: tu dimmi come stai e dimmi che sei tutto quanto quello che stavo cercando, l'amore che dai, la forza che sei, sono il mio orgoglio, la prima volta che non sbaglio. E poi continua così. Una canzone stupenda. Viva l'amore, viva l'amore, viva l'amore. Miele, che te ne sembrano Umberto e Marco? Che parere dai a queste due esperienze diverse? Ma guarda, intanto mi è piaciuto di Umberto tantissimo il modo in cui ha parlato del suo nuovo progetto, del lavoro in studio e della tipologia di rapporto che ha creato con il suo produttore. Proprio in quelle parole un attimino ho rivisto anche delle cose, cioè ho capito che tipo di modo ha di fare musica o comunque di vedere la musica. Di Marco ammiro il coraggio perché anche a me sarebbe piaciuto tanto andare fuori, fare un'esperienza fuori, lavorativa, musicale, di vita, proprio respirare un contesto anche differente. Perché c'è tantissimo, cioè comunque nel panorama internazionale a livello di suono in generale sono molto più avanti di noi e ricevere anche un'influenza esterna è molto 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 interessante, quindi complimenti a te per aver avuto il coraggio. Ma che belle parole, grazie. Ma che belle parole, che belle parole. Posso aggiungere una cosa? Insomma, vi ho ascoltato. Beh, vabbè, noi ti abbiamo ascoltato. No, vi siete fatti ascoltare con molto piacere. Volevi replicare, Marco? Volevi replicare a Miele? Volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Miele, che è cioè, secondo me è molto vero, quindi ci troviamo d'accordo e penso che anche dalla Svizzera Umberto può dire che è così. Diciamo che, sai qual è una cosa che mi fa una rabbia enorme? Molta gente pensa che poi tu, quando decidi di andare all'estero, lo fai perché, sai, le solite cose, il mercato italiano è saturo, non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro,
ci sarà sempre qualcuno che ha il posto tuo discograficamente parlando, quindi è come se, diciamo, l'artista che sceglie di fare un percorso all'estero lo fa perché in realtà non ha spazio in Italia. Non è così. Se tu decidi di andare all'estero, come ha detto Miele, non lo fai perché, oddio, in Italia sono un fallito, vado via. Lo fai perché credi che sia giusto portare qualcosa di nuovo e quindi ti dai questa grinta. Ora, non è che chi sta in Italia non porta niente di nuovo, assolutamente no, però magari per qualcuno è più facile, per altri invece è più facile cercare qualcosa Scusa, di nuovo. Sì. volete una replica veloce? Noi siamo ambasciatori della musica italiana all'estero, quindi questo bravi. Sì, ma chi ha coraggio a rimanere in Italia e poi chi in realtà meriterebbe di più, quindi un bacio a Miele, il coraggio di fare ancora musica da noi. Scusa, Manu, tu sei sempre nel cuore della Sicilia in questo momento? No, io in questo momento sono in Lombardia, a Milano. Sono nel cuore della zona rossa. Sì, devo dire è molto più vicina a me che vicina a te, Vincenzo, praticamente. È vero, Svizzera, Umberto, Milano, Miele, e poi si va a Palermo dove c'è Gray. Va bene, detto ciò ci sono pure io che trasmetto qua. Mi raccomando, YouTube, iscrivetevi, canale Io Compro Siciliano. Paolo Regia, ci sono dei messaggi che vogliamo magari leggere, perché ci sono quelli che ci seguono e vogliono scrivere qualcosa durante la nostra diretta, la nostra regia. Ecco qua, Roberta. Ciao Roberta, è una settimana che aspetto. Vabbè, ma questa è la clac, ci sarà la clac, saranno Miriam, viva Marco Gray. Miriam, meno male, io amo Marco Gray. Anche Miele e Umberto. Vabbè, ma ci sono i tuoi fan, come ci sono quelli di Miele, come ci sono quelli di Umberto. C'è Vincenzo De Luca che dice buona serata a tutti. Ciao Vincenzo, continuiamo ancora con i messaggi. Benvenuto al grandioso Vincenzo. Vabbè, questo è il nostro gruppo che d'ascolto straordinario. Massimiliano, ciao Umberto Alonci, Massimiliano Figà. Ok, salutiamo anche lui. Un grande cantante, e devo dire che l'ho scoperto insomma da qualche settimana. Umberto, devo dire, ha una bella storia. Ancora la tua musica ci emoziona. Massimiliano continua, appunto. Procediamo. Paolo, vai. Allora, Marzia, buonasera al nostro Super Vincenzo, un abbraccio ai nostri meravigliosi ospiti che riescono a trasmettere energie ed emozioni cantando anche solo per pochi secondi. Ma che bontà, Marzietta. Allora, Stefania, complimenti alla musica dei nostri artisti ospiti che con forza e tanto credo portano avanti. Complimenti e viva Io Compro Siciliano. Altri due velocemente. Va bene, ci fermiamo qua perché c'è adoro, e in questo caso è Julius Joanna. Adoro dalla Francia, ci seguono da ogni parte. Allora sono le 21:58 in questa serata di giovedì. C'è la prima clip che vogliamo regalare perché i contributi non mancano mai, e allora vediamo un po', grazie alla regia, un minutino circa di Miele, vediamo che cosa ci avete preparato, cara regia, prego. Le donne sanno fingere bene, siamo tutte puttane, vestite bene, odio il senso di colpa, quando provo piacere sai che ho fatto guerra al mio corpo, sai che ho fatto guerra anche a te, sai che ho fatto guerra al mio corpo, sai che ho fatto guerra alle donne sanno piangere bene, ma io ho altri progetti da realizzare, con pantaloni comodi e scarpe
Musicultura, che concorso straordinario, brava Miele. Volevo dirti, te lo devo dire per forza, era giugno, no? Quest'anno è stato ad agosto. Ah, quest'ultima fase, sì. Sì, allo Sterisferio. Quindi praticamente io torno a casa perché sapevo che c'era musicultura. Vabbè, me lo dimentico, quindi poi ho bevuto un bicchiere di vino, eccetera. Mi metto sul divano, io e mio fratello, tutti e due così, stupenda! Ragazzi, Infatti, beh, io sì, impazzito bravo, sì. dopo ti volevo scrivere. beh, mi è piaciuta mi è piaciuta tantissimo. Miele, che bella atmosfera Musicultura, vero? Sì, devo dire che è stata anche un'ancora di salvezza, perché comunque ho iniziato a partecipare a questo concorso poco prima del lockdown, quindi dell'inizio del Covid. E poi questa manifestazione ha dovuto un pochino adeguarsi a quello che è successo durante durante gli scorsi mesi. Ti devo dire che è stata proprio quella cosa che in qualche modo mi ha dato la sensazione di non restare ferma. È un'organizzazione meravigliosa, tengono tantissimo all'ascolto degli autori, cioè dei cantautori, quindi anche durante le varie fasi ci hanno fatto cantare tantissime canzoni nel nostro repertorio, è stata proprio una bellissima esperienza, ti dava il tempo di farti conoscere. È una cosa di cui sono molto contenta, che ho portato con me la squadra, che è praticamente siciliana. Li volevo salutare, sono Donato Emma, che suona la batteria e che è anche il batterista di Mario Venuti, Peppe Milia, che è anche il chitarrista di Lello Nolfino, quindi praticamente io sono la più giovane a livello di esperienze, e poi Antonio Moscato, che è calabrese però vive in Sicilia, a Catania, che è il bassista anche di Mario Venuti, quindi li saluto tanto. Grande, questa è la grande musica siciliana, gli artisti siciliani che portano in giro i nostri colori per l'Italia e per il mondo. Sono veramente contento. Clip invece per Umberto Longi, vediamo un po', grazie alla regia, il contributo che ti anima. Mi chiedo certe volte, adesso prova a farlo, nonostante che lo so, e parlaci, se alla fine mi hai ferito, che non so fare di più, anima. Quante volte sei passata e la nuda verità, quante volte passerai e se ti porti dentro un nome, non la portare via di qua. Oppure un nome non ce l'hai, oppure un nome non ce l'hai. E mi chiedo certe volte, nonostante che lo so, se lottare contro tutto può essere giusto oppure no. Bravi Umberto. Grazie, guarda, Molto questa canzone io la adoro e adoro quel personaggio accanto a me. È un caro amico, tra parentesi, lui vive qui in Svizzera ma è siciliano, ed è Valentino Alfano, è uno degli autori penso più proliferi per Mina, credo abbia scritto come 12 canzoni per Mina. Ci siamo incontrati proprio durante la selezione di Eurovision Song Contest. Lui aveva proposto O Anima, che era nettamente più emozionante della mia Come stai. Infatti poi con Valentino, per questa amicizia, abbiamo deciso di fare insieme poi questa canzone, ed è rimasta tra le mie preferite. Grande Umberto. Allora, intanto saluto Claudia, perché poi nel frattempo altri messaggi che sono arrivati. Saluto Claudia, poi c'è chi ci ha scritto, Deborah per esempio, viva gli artisti siciliani nel mondo, e ancora mi hanno risposto al messaggio, ecco, vedete in sovraimpressione Deborah, e ancora invece Antonella che ci scrive: gli abitanti di Naso si chiamano nasitani. Bravo.
Brava. Ancora Salvatore Alfieri che dice stai benissimo bionda. Immagino che non immagino che non siamo noi tre, ma penso che è rivolto a Miele. Immagino, no. Guarda, lo auguro. Tra l'altro Miele c'è Chiara Sedita che dice Miele, grande artista, complimenti. Ci manca ancora il contributo e poi torniamo a parlare di naso perché dobbiamo svelare anche l'artista, soprattutto capire il bisnonno cosa faceva in quel di naso, ma prima c'è la clip di Marco Gray, non me la voglio perdere assolutamente, prego regia. No, 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 no. No, 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 no. Non devo tornare da te. Se ti penso per tutto il giorno e poi confondo le cose intorno. Se ci ricasco so già che sprofondo. Cerco qualcosa migliore di te e se ripenso a ciò che è stato e mi sento intrappolato al passato, cerco una strada migliore per me perché non devo tornare da te. Io non ti penso più tutto il giorno e ho salvato le cose intorno, seguo una strada migliore per me perché non sono tornato da te. Bravo, bravo. Ma la cosa bella, la cosa bella di una puntata come questa è che abbiamo artisti totalmente diversi ed è bello perché il bello della musica è questo, diversi generi, diversi stili, diversi modi di esibirsi su un palco, nei modi di fare videoclip, è tanta roba, la Sicilia è tanta roba. Miele, volevi dire qualcosa? Volevo dire No, ti ho visto, sembrava che volessi dire qualcosa. Sì, no, sono rimasta, cioè volevo chiederti chi è il regista del video, mi è piaciuto molto, soprattutto le scene guarda, ti ringrazio. diciamo del capannone, non so come si chiama. Comunque È un capannone industriale, è un'ex fabbrica della Florio che ovviamente è completamente dismessa. Ed è uno spazio che cui mi hanno preso e mi hanno portato letteralmente, anche perché c'è stato sì, bellissimo, avevo ovviamente visto le foto, non c'era nemmeno l'energia elettrica dentro, cioè c'era insomma tutto un sistema di luci con la benzina appositamente per è stato una giornata bellissima. Io in genere la prendo molto male con i videoclip, invece è stato bellissimo. Un physique du rollo, devo dire che ha avuto un fisico un minimo di palestra, mangiare sano. Giri veloci, Miele, devi spoilerare qualcosa, per forza. Allora, anch'io ho lavorato durante questo periodo a un nuovo album. Anche io sto lavorando con un produttore con cui mi sto trovando molto bene, dove non esistono, perché nella musica veramente non esistono gli orari d'ufficio. Quando trovi qualcuno che è emozionato, che ti scrive la sera dicendo mi è venuta questa idea, che ne pensi? Questa è una cosa proprio bella. È quello che sto facendo in questo periodo, lavorare a delle canzoni che già avevo scritto precedentemente, qualcosa l'ho scritta pure durante l'inizio del lockdown, e quindi lo spoiler è questo: fortunatamente dopo tutti questi anni mi sono data una mossa, quindi adesso c'è la materia, però non c'è la possibilità di portarla fuori, quindi aspettiamo. Non mi puoi dare una data. Umberto, che data mi vuoi dare tu?
Allora, io ti do 2 settimane, ma lo spoiler di questa sera è che all'interno dell'album c'è un brano edito da Warner scritto con Mogol. Wow. Oh, vabbè, insomma, Che cose classico, esagerate, cose spoilerato. esagerate. Bene, allora aspettiamo con ansia. Senti Marco Gray, mi vuoi spoilerare qualcosa? Sì, certo. Ecco, vada. A parte che ha ragione Miele, per ora è tutto molto più difficile. Comunque, sì, il 18 dicembre esce il remix di questa canzone. Io sono gasatissimo perché è una scommessa nella scommessa, nel senso che io non avrei dovuto fare questa canzone in italiano, il mio contratto prevedeva un'altra canzone in inglese e il mio contratto si è trasformato, quindi diciamo contro ogni vincolo. Questa canzone sta andando bene, talmente tanto che mi sono stimolato nel fare, mi hanno stimolato, mi sono stimolato moltissimo con un DJ che tra l'altro ho conosciuto, che lavora a Berlino e Los Angeles, è momentaneamente in Sicilia, quindi ci siamo fatti un po' di sessioni. Esce questo remix il 18 dicembre. Bene. Anche questo avrà un video che sarà diverso, più trasgressivo. Sì, ma io ancora non ho capito chi è il regista del video. Sì, scusami, allora, Azoto, il gruppo Azoto è un gruppo di siciliani, stanno a Palermo, sono degli artisti siciliani che stanno a Palermo. Fausto Brigantino e Francesco Costantino sono 2 ragazzi che lavorano ad Azoto, io lavoro con loro ormai da 2 anni. Fammi sapere, ti metto in contatto. Ok. E allora, cari amici di Io Compro Siciliano Sicily On Air, dovete sapere che l'artista misteriosa di questa sera, ma soprattutto molti famosi, insomma, star della musica mondiale, hanno delle radici siciliane o hanno avuto a che fare con la Sicilia. In questo caso siamo andati a Naso, comune dei Nebrodi, ci stiamo trovando a Naso con, come si chiamano gli abitanti di Naso? Nasitani. Comune dei Nebrodi in provincia di Messina. La cantante non ha mai nascosto queste radici, tanto che in un tour e anche quando è arrivata in Italia era felicissima e ha riabbracciato alcuni parenti del bisnonno. Lo possiamo dire corretto, tutti e 4. Aspetta. La storia americana della sua famiglia ha inizio nel 1908, quando il suo bisnonno Antonino Germanotta decise di lasciare l'Italia per cercare fortuna negli Stati Uniti. Era il bisnonno di... Pronto con la foto? Vediamo un po'. E Lady Gaga! Ragazzi, incredibile, l'artista, una delle artiste più grandi in assoluto, perché devo dire ci ha regalato e ci sta regalando singoli pazzeschi, interpretazioni. C'è il bisnonno di questa signora qui, cioè era di Naso, dei Nebrodi, quindi c'è dentro molti artisti famosi, star mondiali, c'è la Sicilia. Salutiamo Lady Gaga. Chi la vuole cantare Lady Gaga? Qualcuno si vuole azzardare? Gray, Miele sicuramente, forse. Qual è la canzone che ti piace di più Lady Gaga, Miele? You and I. Ma però, sai che non... ragazzi, non mi fate cantare in inglese, no, ma non... io amo Lady Gaga, ma lasciamola lì. Gray. Che cosa? La tua canzone... Io amo Bolly's Way, ma mi piacciono tante canzoni di Gaga. Tante. I'm beautiful on the sky. No mistakes. Bravi. Umberto, la tua canzone preferita di Lady Gaga, se l'ascolti, immagino di sì. Always Remember Me. Sì, bella, molto bella. Sentite, andate a letto adesso oppure andate a fare un aperitivo in cucina? Perché si può fare solo così, l'aperitivo in cucina. Miele, che fai adesso? Lavori?
Buonanotte, ok, vai a letto. Umberto, tu che fai? Ma io, i locali qua chiudono tra 45 minuti, quindi Una in realtà birretta, Gray, siamo- tu rimani a casa? Sì, dove devo andare? Io vedo Lady Oscar, la passano per ora in televisione si può dire la concorrenza? No, Su- vabbè, su no, la Sky. passano su Sky, vabbè, è normale. Allora, io volevo Quindi, intanto... vai. Volevo intanto salutarti e lasciarti andare alle di Oscar. Ti ringrazio per essere stato a Sicily On Air, Marco, grazie. No, veramente. Grazie. Ci vediamo Beh, mi stai presto. ringraziando davvero? No, e dobbiamo chiudere, è finita la puntata, che faccio? Mica posso trasmettere le di Oscar pure io. Scusa. Ti ringrazio di avermi fatto passare il tempo con questi fantastici professionisti dall'altra parte dello schermo e della Svizzera. Ragazzi, è stato bellissimo. Vincenzo, grazie mille, ma soprattutto grazie a chi ci sta seguendo, perché se noi... No? Sì, è vero. Grazie a Marco Gray, un bacio. Ciao Marco, ciao, grazie mille. Ci vediamo presto. Ciao, grazie. Naturalmente salutiamo il Canton Ticino e quindi la Svizzera. Umberto, in bocca al lupo per tutto. Un abbraccio, grazie a tutti, grazie davvero. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Io cerco sempre di concludere anche con le donne. Volevo ritagliarmi questo momento intimo con Miele, che è un artista che io adoro, credetemi, gli voglio un bene incredibile e lei l'ha percepito quando ci siamo incontrati personalmente, insomma, in una mia trasmissione. Miele, è così? Assolutamente sì, di quel periodo ho veramente dei ricordi bellissimi. Proprio ricordo anche un periodo promozionale prima di Sanremo, comunque tutte quelle fasi lì, e devo dire che è stato bello soprattutto girare un po' in Sicilia e parlare un po' di quello che stavo facendo. È stata veramente un'esperienza fantastica e ti ringrazio. Chissà se ci rivedremo, sicuramente magari anche dal vivo. Ma spero di sì, perché adesso vogliamo tutti rivederci in presenza, basta con questo da remoto, diciamo. Però insomma è servito anche stasera per parlare e per stare insieme. Grazie Miele e buona serata. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Iscrivetevi su YouTube, grazie a Paolo Regia, Marzia in redazione, i fondatori di Io Compro Siciliano. Noi torneremo giovedì prossimo alle 21:30 con altri importanti anche nomi, ma anche emergenti della musica siciliana. Speriamo insomma di rivederci anche nel replay di Sicily On Air. Vi auguro buonanotte e quindi ci vediamo alla prossima.